Per l'Italia e soprattutto per il nord-est si apre una nuova stagione delle infrastrutture. Inaugurazione ufficiale per il passante di Mestre alla presenza del Premier Silvio Berlusconi con il governatore del Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo, che sottolinea importanza e portata di un'opera fondamentale per il Paese. Come diceva il Presidente Berlusconi oggi all'atto dell'inaugurazione del suo discorso, qui si tratta di collegare l'Atlantico al Pacifico e quindi sostanzialmente partire dallo Stretto di Gibilterra, dalla Spagna, arrivare a Kiev e poi attraverso la Transiberiana dall'altra parte. In questo contesto il passante di Mestre, che è una strada su cui passa il 30% del grande traffico d'Europa, è fondamentale per tutto il Paese e per tutta l'Europa. Noi, come Regione Friuli Venezia Giulia, e io in particolare come commissario per la terza corsia, dovrò cercare di fare bene quanto Galan, magari cercando anche di fare meglio e di far sì che la terza corsia della 4 venga aperta subito e nei prossimi 5 anni, 4-5 anni, si possa inaugurare anche questo tratto. Alla cerimonia, che ha sancito consegne e apertura al traffico dell'infrastruttura, 33 km a 3 corsie da Quarto d'Altino a Dolo, oltre 900 milioni di euro di investimenti, insieme a Tondo anche l'assessore alle infrastrutture Riccardo Riccardi, subcommissario per la A4, che ha definito il passante la prima opera oggettivamente realizzata grazie alla legge obiettivo, oltre che la dimostrazione di come si possano raggiungere simili risultati solo con il commissariamento. Dopo la grande viabilità triestina, il passante completa una parte rilevante dei collegamenti nel nord-est, che sono compresi nell'area del corridoio europeo 5. Adesso manca solo la terza corsia della A4 per allacciare i due punti con la Slovenia. L'impegno per assicurare le necessarie infrastrutture al nord-est è elevatissimo, ha confermato Riccardi, e prova ne sia che la A28, essenziale per arrivare al passante da nord, sarà completata entro il 2009.